Buonasera, buonasera. Siamo con Gino Ridieccio, il più importante cabarettista italiano. Ma cabarettista posso dire è una parola che non usiamo, però anche perché lo facciamo fare agli altri, noi abbiamo già fatto 30 anni fa. Lavoratore dello spettacolo, va bene, mi piace. Bene. Siamo con un grandissimo lavoratore dello spettacolo stasera al Piano di Sorrento. Che cosa ci dici? Che spettacolo farai? Stasera ti presento mio fratello, che sarebbe Gianni Ferreri, mio fratello, in scena. È una commedia di Stefano Sacionelli e Peppo Vitale, molto divertente, ambientata in Svizzera, dove io, napoletano, ho sposato una svizzera, vivo a Lugano e piomba questo fratello da Napoli e sconquassa tutti gli equilibri di questa famiglia, le regole, tutti quelli che sono i sistemi e i principi di vita che faticosamente abbiamo conquistato. Commedia molto divertente perché si possono immaginare i contrasti tra un napoletano che si è svizzerizzato e uno invece rimasto fedele alle proprie radici. È una commedia che ha debuttato il mese scorso con grande risonanza, grande successo e stasera siamo a Sorrento, un teatro a Piano di Sorrento, un teatro delle Rose che mi sta particolarmente a cuore anche perché ci ho fatto molti passaggi e parecchi debutti, quindi mi lega un ricordo molto forte a questo teatro e a questa zona. Anche il pubblico, anche il pubblico, esatto, e spero che anche stasera tradisca Sanremo, che insomma non merita tutta questa attenzione, per venirci a vedere. Una bella opinione. Proprio a proposito di Sanremo e della televisione in generale che hai citato, tu fino al 1992 hai fatto tanta televisione, poi ti sei visto di meno, forse la pensi un po' come Marlon Brando che dice i registi fanno il cinema, gli attori fanno il teatro e tutto il resto fa la televisione. Ma sai, non ci siamo cercati più, la televisione non mi ha cercato, io non ho fatto niente per farmi cercare, per cercarmi, ho vissuto bene in questi anni anche senza televisione, ogni tanto bisogna farlo perché purtroppo fa parte del sistema, fa bene, però ho sposato il teatro e quindi c'è un rapporto d'amore con il teatro. Un'altra mia curiosità, Giorgio Faletti, un tuo collega, ha detto non faccio più il comico perché non mi diverto più. Tu invece come fai a divertirti sempre con lo stesso entusiasmo di quando eri un ragazzo, quando cominciassi? Ma perché mi dà grande soddisfazione il pubblico, cioè mi fa ancora divertire la risposta del pubblico, l'amore, la coerenza che il pubblico ha nei miei confronti, il mio pubblico chiaramente. Però è chiaro che non ho la stessa energia di 35 anni fa. Poi quando vado in scena la trovo, ma ci sono anche altre cose che oggi faccio, quando mi piace organizzare, avere una direzione artistica, fare delle regie, perché come un calciatore che ha giocato sempre, a un certo punto, ma un po' in panchina, non mi dispiace fare l'allenatore, insomma, non è che si può sempre giocare a tutto campo come ho fatto fino ad oggi, quindi poi ci saranno gli anni, non li dimostro, ma io tengo. Gina, l'ultima domanda che ti vogliamo fare, tu sei nato con il teatro grande con Nino Taranto, Luisa Conte, adesso vedi, e sei stato un po' sei preso il testimone da loro, adesso vedi tra i giovani qualcuno a cui passeresti il tuo testimone? Ma ce ne sono tanti, non faccio nomi perché sennò mi faccio dei nemici, perché qualcuno si dispiace perché hai detto quello a me no, però ce ne sono tanti anche a Napoli. Qualcuno si perderà per strada perché si capisce che non vuole studiare, qualche altro invece che è un po' più intelligente riuscirà a capire che non si può basare solo sull'applauso del momento, sulla tendenza, non bisogna studiare, rinnovarsi, ricercarsi e sono convinto che qualcuno lo farà perché ci sta qualcuno che guarda un po' più avanti e non al facile momento, al facile incasso. E magari lo vedremo con te in qualche prossima produzione. Ma se avrai voglia di stare con me io sarò ben lieto di avere dei giovani al mio fianco perché i giovani ti danno forza, ti danno energia, ti fanno sentire più giovane, insomma, e poi c'è molto da imparare dai giovani. Grazie. Grazie. Grazie, a dopo, ciao. Ciao. Ciao.